Commissiona nel dark web l'omicidio del rivale in amore, l'incredibile piano di un 34enne di Vazzola sventato dall'FBI e dalla polizia postale. Era invaghito di una ragazza e voleva sbarazzarsi del fidanzato versando $10.000 in criptovalute. Un mondo sommerso e pericoloso nato negli Stati Uniti nel 90, ma tutt'altro che porto franco per i criminali, spiega l'esperto. Regno dei millantatori, monitoraggio costante. Un ventenne padovano andrà a processo per aver tentato di adescare una 13enne trevigiana su Instagram. A denunciarlo il padre della ragazzina. La variante Omicron 5 nella Marca sfiora l'80% dei contagi. La provincia del Veneto con il tasso maggiore. Intanto è scattata da oggi la vaccinazione per gli over 60. Pedonalizzazione di nuove aree del centro, Ascom con commercio favorevole. Le opposizioni all'attacco chiedono una commissione aperta alla cittadinanza. In Marmolada continuano le ricognizioni del soccorso alpino. Intanto parte da Cittadella una raccolta fondi per i figli di Davide Miotti e Erika Campagnaro, tra le vittime della tragedia. A Cessalto chiude per una settimana l'ufficio demografico del comune a causa della mancanza di personale addetto al servizio, problema cronico, dice il sindaco. Continuano le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova. Da Mozart a Brahms una serie di concerti trasformerà il Tempio di Possagno in un palcoscenico per la grande musica. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano con una vicenda che ha davvero dell'incredibile. Un 34enne di Vazzola voleva far uccidere il rivale in amore. Si è affidato al dark web, un piano davvero diabolico che è stato sventato addirittura dall'FBI, che è la polizia investigativa americana, accanto alla polizia postale. La cronaca nel servizio di Nicola Zanetti. Una persona che era mandante di un omicidio aveva comprato un servizio sul dark web. Circa $10.000, tanto vale una vita nel dark web. Dollari pagati in criptovaluta versati dal protagonista di questa incredibile e inquietante vicenda, come un film cyber thriller con tanto di intervento dell'FBI. Ma un thriller fortunatamente a lieto fine, perché il potenziale delitto è stato sventato. Trovatelo e uccidetelo, la richiesta, un vero e proprio contratto con un sicario, l'obiettivo, il rivale in amore e la trattativa nell'inquietante mondo sommerso della rete. Così un 34enne di Vazzola aveva commissionato l'omicidio di un imprenditore 45enne dello stesso paese. L'unico modo, nella sua mente deviata, per toglierlo di mezzo è avere campo libero e corteggiare la giovane fidanzata della potenziale vittima, di cui il mandante era segretamente invaghito fino all'ossessione, ma non corrisposto. A ricevere il compenso il gestore di un sito straniero specializzato proprio in omicidi su commissione e gravitante nel dark web. Ma i protagonisti di questa incredibile vicenda non sapevano che la parte oscura della rete era in realtà monitorata dalle forze dell'ordine. Un riflettore puntato fin da oltreoceano. È stata infatti l'FBI statunitense a segnalare alla polizia postale che il 45enne era la potenziale vittima di un delitto. Dall'FBI a Roma e di qui al Veneto, i primi accertamenti sulla rete effettuati dalla postale hanno permesso di dare un nome e un cognome al bersaglio che, grazie al commissariato di Conegliano, è stato avvertito di quanto stava accadendo e sottoposto a sorveglianza per garantirne l'incolumità. Poi l'altro fronte di indagine. Abbiamo, credo, sviluppato un know-how appunto per trovare il flusso del denaro che questa persona, cosiddetto mandante, aveva inviato per pagare appunto per comprare questo tipologia di servizio. Importanti tracce telematiche connesse ai pagamenti effettuati tra gli $8 e $10.000 in criptovaluta. Così si è risaliti al mandante dell'omicidio su commissione, un 34enne. Immediata è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, che al momento è l'unico indagato e non per tentato omicidio ma per minacce aggravate. È tutto da verificare, infatti, quanto fosse avanti la trattativa per il delitto e soprattutto se il gestore del sito, al momento ancora non identificato, potesse realmente mettere in atto il sogno malato del 34enne o se potesse addirittura truffarlo. In ogni caso, un'indagine che dimostra come il dark web non sia inviolabile. Il dark web è risaputo, è luogo comune essere una rete anonima, però in alcuni casi si riesce ad individuare quello che sono gli autori di determinate situazioni. C'è la consapevolezza a tutt'oggi, visto quello che è accaduto, che comunque gli organi di polizia della specialità della Polizia di Stato sono attenti a queste situazioni e quindi cercano di porre una sorta di
rimedio a situazioni che possono diventare particolarmente gravi, perché come in questo caso sicuramente ci possono essere delle ricadute nella vita reale. Tutt'altro quindi che un porto franco per i criminali, come spiega anche l'esperto informatico. Non è conosciuto il fatto che questo tipo di rete è stata creata proprio per permettere alle forze dell'ordine, parliamo di servizi più che di forze di polizia, è stato creato per avere un punto di aggregazione di tutto quello che è la malavita, la dissidenza, l'underground, no? È un posto dove c'è il malaffare, ma dove c'è anche un binocolo, una bella videocamera puntata lì. Non un porto franco, ma uno degli spazi più monitorati al mondo. Non a caso le malsane intenzioni del 34enne di Vazzola, che ha tentato di assoldare un sicario per eliminare il rivale, sono state intercettate dall'altra parte dell'oceano, niente meno che dall'FBI. L'informatico ed esperto di cybersicurezza, il vicentino Carlo Alberto Sartor, ricorda come sia stato proprio il governo americano nel 1990 a creare questo contenitore per attrarre i criminali della rete. E quindi è un posto soggetto a dei controlli e a delle attenzioni molto più alte che qualunque altro posto. Andare a fare una cosa del genere, diciamo, un po' è da polli. Gli accessi al dark web sono sempre più numerosi, anche da parte di curiosi che forse neanche sanno di diventare potenzialmente dei sospettati. Scaricando un determinato software si può accedere a questa rete che è dark perché non si trova direttamente nei motori di ricerca sostanzialmente, cioè non è accessibile al primo che passa. Diciamo un po' come andare in un club privato, ecco. Questa è la traduzione semplice. Chiaramente queste stanze particolari sono nate con degli obiettivi ben precisi, che sono quello di fare un po' il posto dove si trova il mercato nero. A quel punto, spiega Sartor, si aprono due scenari. O uno è talmente criminalmente attrezzato che effettivamente mette a disposizione un servizio criminale a pagamento, e ce ne sono. Poi c'è una parte invece in cui siamo alla millantazione o comunque al fatto che si scrive quella roba lì, ma poi in realtà l'importante è che uno paghi e poi non si fa quello che è stato, anche perché chiaramente non esiste la fattura, non c'è la garanzia. E molte volte la millantazione è la trappola più frequente. Ci sono poi i pericoli del web ufficiale, come ci dimostra quest'altra storia, con un 23enne padovano che andrà a processo per aver tentato di adescare una 13enne trevigiana. A denunciarlo è stato il padre della ragazzina. Avrebbe tentato di adescare una ragazzina di solo 13 anni via Instagram con frasi romantiche e perfino promesse di nozze e di sesso. Lui, pseudonimo Ombra Bianca 99, all'epoca dei fatti aveva 20 anni. Il papà della ragazza, un uomo di Castello di Godego nel Trevigiano, preoccupato per l'eccessivo uso del cellulare da parte della figlia, dopo il primo incontro tra i due ha denunciato il ventenne. La procura di Treviso ha stabilito che lo scopo del ventenne padovano sarebbe stato quello di avere dei rapporti sessuali con la minorenne. Perciò il giovane, oggi 23enne, andrà a processo il prossimo 5 dicembre. Il ragazzo ha fatto richiesta di essere ammesso a una misura alternativa al carcere. C'è poi un altro fenomeno, quello delle frodi creditizie, che è in aumento in tutto il Veneto, anche nella Marca trevigiana. E boom di frodi creditizie realizzate tramite furto d'identità in tutto il Veneto, con l'utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni. Si registrano oltre 1150 casi nell'ultimo anno e la provincia più colpita è Venezia, con oltre 255 casi. Seguono Verona, Vicenza, Padova e Treviso. La maggior parte dei casi riguarda l'acquisto fraudolento di elettrodomestici e le vittime sono prevalentemente uomini
di età inferiore ai 30 anni. Secondo l'Osservatorio sulle frodi creditizie e i furti d'identità, l'aumento dei casi è dovuto al continuo sviluppo degli acquisti online che contribuisce alla crescita dei casi sui canali virtuali. Per la maggior parte si tratta di frodi che riguardano importi inferiori a 1.500 euro relativi a richieste di finanziamento e rateizzazioni di pagamento su acquisti e-commerce. Al contempo si registra anche un notevole aumento dei casi di frode con importi compresi tra i 5.000 e i 10.000 euro. E c'è poi il fronte del Covid con il virus che galoppa e la variante Omicron 5 che nella Marca sfiora l'80% dei contagi. Intanto proprio oggi è scattata la vaccinazione degli over 60 con Benazzi, il direttore generale dell'ULSS 2, che dice importante vaccinarsi per evitare il ricovero. Dagli ultimi dati che abbiamo avuto dall'Istituto Zooprofilattico Veneto, sui casi che noi abbiamo, siamo intorno al 79% e abbiamo questo, direi, triste primato. Omicron 5 è la variante che in questo momento colpisce maggiormente nella Marca. La percentuale di contagi sfiora l'80%, solo la settimana scorsa aveva superato di poco il 50%. La nota positiva, almeno per ora, è che la pressione ospedaliera rimane sotto controllo. Lo dico con estrema cautela, sono 3 giorni che abbiamo 140 persone ricoverate. Abbiamo 2 persone in terapia intensiva a Treviso e una persona a Montebelluna, a Conegliano. Si tratta di persone che avevano altre patologie o che non avevano completato il ciclo vaccinale, a dimostrazione che il vaccino serve per evitare di essere ricoverati e per evitare anche il long Covid che, spiega Benazzi, può dare problemi pesanti. Intanto da oggi è scattata la possibilità per gli over 60 di effettuare la quarta dose. Oggi nei centri si accetta la vaccinazione anche senza prenotazione, ma da domani è importante iscriversi nel portale per evitare code e disagi. Ribadisco che quindi si deve fare il vaccino, abbiamo la possibilità di vedere i nostri centri, come andare anche nelle farmacie del nostro territorio che faranno anche loro le vaccinazioni. Venerdì incontro anche i medici di famiglia per proporre loro la possibilità di fare le vaccinazioni anche loro, per ampliare lo spettro in modo tale che così il cittadino ha più punti dove andare senza far code e la disponibilità soprattutto vicina, perché le farmacie sono capillari nel territorio. Per tutti gli altri si attende l'autunno, quando arriverà il nuovo vaccino che dovrebbe andare a coprire queste varianti e che sarà disponibile anche per gli anziani e fragili che hanno fatto la quarta dose. In linea di massima, da quello che ci sta dicendo anche l'AIFA, eccetera, dovrebbe essere tra settembre e ottobre, quindi tutti gli altri dovranno fare, chiaramente le persone a rischio, immagino, il vaccino come sapete non è obbligatorio, faranno questo nuovo vaccino che andrà a proteggere ovviamente per quanto riguarda le varianti. E gli over 60 trevigiani hanno subito risposto, ottima l'affluenza al centro vaccinale di Villorba. Escono man mano gli over 60 che hanno appena fatto la quarta dose. È il primo giorno della vaccinazione aperta anche a questa classe di età e solo nella mattinata sono arrivate ben 450 persone, tenendo conto che nei giorni scorsi la campagna vaccinale aveva subito un rallentamento importante. Molto contenta perché so che dilaga, io devo viaggiare, ho contatti non così frequenti, ma è importante. Mi sembra che siano 2 giorni che il Ministero ha dato la determina per gli over 60 anche, quindi è bene premunirsi, insomma, è bene non rischiare, non voglio rischiare. C'è un'esigenza di tutela, quantomeno rispetto alle forme più gravi. Ho telefonato subito, mi sono messo in nota e ritengo che è un dovere di tutti. Anche preoccupato perché c'è davvero un'ondata pazzesca in questo momento? Purtroppo se non si rispettano certe regole le conseguenze sono queste. Sono stati allungati gli orari dei centri vaccinali per consentire a più persone di poter accedere senza problemi. Questa giornata ha già dato segnali positivi, ci dicono i sanitari. La gente sta arrivando, gli over 60? Sì, sta arrivando anche senza prenotazione direttamente. Risponde direi bene. Non solo over 60, ma anche qualche over 80 che ha deciso, visto l'aumento di contagi, di fare la quarta dose. Il mio medico mi diceva aspettiamo a settembre e io stavolta neanche gli ho detto niente.
mi è arrivata una comunicazione, diciamo, mi ha convinto ulteriormente e allora ho detto vado a farlo e al mio medico non gli ho detto niente. Ho fatto anche le altre e mi è andata sempre bene. La politica, sono ore, minuti concitati di tensione a Roma, dove il governo è sempre più in bilico. Gli occhi sono puntati sul Senato per la giornata di domani, quando arriverà il decreto aiuti, e qui potrebbe consumarsi lo strappo dei 5 Stelle. C'è stata una telefonata fra Draghi e Conte. Il Consiglio del Movimento 5 Stelle comunque è ancora riunito e lo farà fino a tarda sera. Ci sono tante dichiarazioni di giornata. Salvini: no a mesi di liti e ricatti, meglio tornare al voto. Letta: se il governo cade si vota, è nelle cose. E intanto il mondo delle imprese venete è molto preoccupato e si appella alla responsabilità. È una situazione che certamente non fa bene al nostro paese, ma non fa bene soprattutto all'economia. Purtroppo questo chiacchiericcio continuo che non porta a concludere se i 5 Stelle stanno al governo o non lo stanno, eccetera, non si ha la percezione, e la politica non ha la percezione, soprattutto questo gruppo, questo movimento, che il paese ha bisogno di stabilità. Allora, vuoi stare al governo, ci stai, non vuoi, vai fuori, punto a capo, e poi succede quello che succede. Di fronte alle fibrillazioni romane, le categorie economiche venete chiedono responsabilità e certezza. La congiuntura resta critica e nessuno, questo è il senso, può permettersi una crisi di governo con l'inflazione che galoppa e una congiuntura internazionale dalle dinamiche impazzite. Il principio è lo stesso che aveva spinto le associazioni datoriali a sostenere la nascita proprio dell'esecutivo Draghi a inizio 2021. Una politica incerta non mette mai a proprio agio un imprenditore che deve investire e quindi deve avere certezze su cosa succederà il domani. Noi non possiamo nell'incertezza programmare il nostro futuro, quindi sapere se un governo resiste con queste finalità o no per noi diventa una questione biologica, una questione di vita. Da portare avanti ci sono le nuove misure che lo stesso Premier ha illustrato nella giornata di martedì ai sindacati. Su tutte: taglio del cuneo fiscale, proroga dei bonus sulla benzina per una manovra ulteriore da 10 miliardi di euro. E questo oltre al decreto aiuti, pomo della discordia nelle prossime ore al Senato. Restano poi i nodi strutturali del paese, diventate le nuove emergenze. Per il presidente di Unioncamere Veneto ce n'è una in particolare, con il blocco del gas russo più che un'ipotesi in vista dell'autunno. Noi siamo un paese che non abbiamo materie prime e di conseguenza paghiamo il conto più di tutti, però potremmo avere anche delle risorse interne, e qui cito ad esempio, davanti alle nostre coste abbiamo la Croazia che sta estraendo il metano e noi non lo facciamo. Ieri sera vi abbiamo illustrato il nuovo piano per la mobilità sostenibile del Comune di Treviso, che prevede una pedonalizzazione spinta da qui al 2032. C'è il plauso dei commercianti, ma l'opposizione va all'attacco e chiede una commissione aperta alla cittadinanza. Sono favorevoli esercenti e commercianti alle previsioni di pedonalizzazione del centro storico contenute nel piano urbano della mobilità sostenibile adottato da Cassugana. Un tema da sempre divisivo, quello della chiusura alle auto, che di fronte alle altre realtà italiane ed europee risulta ormai tuttavia irrinunciabile, così come il ricorso ai parcheggi sotterranei. Siamo la categoria, come pubblici esercizi in particolare, più interessata alla pedonalizzazione, che vediamo con favore come recupero di spazi per l'integrazione anche ambientale, ma sociale ed economica, non da ultimo. È un percorso che va affiancato anche dalla possibilità di parcheggiare in maniera facile e veloce. Da qui l'ok anche ai nuovi progetti di sosta. L'indirizzo del Comune di creare nuovi posti proprio in città all'interno delle mura come Piazza Vittoria e altre location come abbiamo visto e sentito va benissimo. Dove c'è pedonalizzazione c'è pubblico, c'è attrazione e non c'è pericolo, e quindi la gente è più incentivata a frequentare i centri storici. Questo però cosa vuol dire? Che nel centro non è che deve essere pedonalizzato e basta. In concomitanza ci devono essere una serie di parcheggi. A Treviso mancano. Quello che voglio dire al sindaco e all'amministrazione comunale di Treviso è che le cose vengono fatte gradualmente. Prima
vediamo i parcheggi e poi cominciamo pian piano a chiudere il centro. Il Partito Democratico annuncia la richiesta di convocazione di una commissione sul tema che sia aperta a tutta la cittadinanza. Non si può non notare, attacca il capogruppo Stefano Pelloni, il ritardo con il quale è stato concluso questo piano. Chiunque abbia un'idea contraria o favorevole è giusto che la esprima. Devo dire la verità che per il momento ho sentito davvero solo grande entusiasmo, però dovessero esserci anche dei punti critici da rivedere, le persone non siano timorose, si facciano avanti, perché ogni osservazione, ogni anche critica può essere un elemento di miglioramento di questo piano. I temi della pubblica amministrazione ci portano adesso a Cessalto, dove chiude per una settimana l'ufficio demografico del comune a causa della mancanza di personale. Un problema cronico, le parole del sindaco. Siamo costretti a chiudere l'ufficio e mandare i cittadini nei comuni limitrofi per fare alcuni certificati che si possono tranquillamente fare in altri comuni. Da lunedì scorso e per tutta la settimana sarà chiuso l'ufficio demografico del comune di Cessalto, chiusura dovuta all'assenza a causa ferie estive dell'unica responsabile presente. I cittadini che avranno bisogno di rinnovare la carta d'identità o specifici certificati dovranno attendere ancora qualche giorno o recarsi negli uffici dei comuni limitrofi, una rete, un'aggregazione tra comuni che il neosindaco Emanuele Crosato intende potenziare. Ad esempio, se deve fare una carta d'identità o un certificato anagrafico, può tranquillamente andare nel comune di Ceggia o nel comune di Motta di Livenza. Questo per tutta questa settimana in corso, ma non escludo che prossimamente, anche per dare la normale capacità del personale di andare in ferie, avendo comunque arretrati di ferie molto, molto numerosi, dovendo dare anche a loro il giusto riposo, dobbiamo mettere termine a questo servizio per questo periodo. Una situazione questa che porta a galla la grande crisi operativa delle amministrazioni comunali dovuta alla sempre più allarmante carenza di organico, alla spinosa burocrazia per nuove assunzioni e soprattutto alla difficile reperibilità di personale. Questa è conseguenza anche di tanti anni in cui ci hanno impedito di assumere dei dipendenti e abbiamo difficoltà anche poi a formarli. Ci troviamo con una pianta organica praticamente all'osso. Io sono un neosindaco e mi sono trovato in questa situazione e da qui in poi ho messo un punto e da qui in poi voglio ricominciare. Il comune di Cessalto rincomincia proprio da qui, dalla ricerca del personale. Cessalto cerca personale, lo sta facendo tramite i concorsi. Purtroppo non ci sono più gli anni in cui c'è la libera assunzione di tanti anni fa, ma bensì serve personale preparato, laureati con determinate caratteristiche che hanno superato i comuni e noi andremo a prenderli da queste graduatorie. E noi torniamo alla cronaca e andiamo a Zero Branco, dove un 19enne veneziano è stato denunciato per aver tentato di rubare gasolio da un escavatore. Armato con tanto di tubo e taniche ha scavalcato la recinzione di un cantiere stradale di Zero Branco dove era parcheggiato un escavatore. Poi ha tentato di prelevare del carburante. Quello che un 19enne veneziano incensurato non sapeva è che molti mezzi di una certa cilindrata hanno l'allarme. Così è scattato immediatamente, allertando il proprietario che ha subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata in poco tempo una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casale sul Sile. I militari dell'Arma hanno trovato tanica e tubo vicino all'escavatore, ma del 19enne nessuna traccia. Si era dato alla fuga lasciando però la sua auto poco distante. Il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Zero Branco e denunciato. Il 20 maggio scorso a Villorba 4 ragazzi avevano tentato con la medesima tecnica del tubo con cui aspirare il carburante di rubare il gasolio da 2 mezzi della MOM. Anche in quell'occasione i carabinieri avevano bloccato ed arrestato uno dei 4, finito poi a processo. Gli altri si erano invece dileguati. Pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per andare a Possagno, dove proseguono le celebrazioni canoviane a 200 anni dalla morte dell'artista. Sarà la
potenza eterna del Requiem di Mozart con il coro in Clara Vox e l'orchestra Gruppo Archi del Veneto diretti dal maestro Davide Pauletto a rendere onore al grande artista neoclassico Antonio Canova in uno dei luoghi simbolo dello scultore, il Tempio di Possagno, che si trasformerà in palcoscenico. Sabato 16 luglio, in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Canova, nel piazzale del Tempio suonerà la musica immortale del compositore austriaco, che sarà portata in 3 tappe. Una Possagno, una Venezia e una Roma, proprio le città canoviane per antonomasia. Questi eventi fanno parte appunto delle celebrazioni del bicentenario. Abbiamo in essere oggi 2 mostre, una sulla Maddalena e una su Canova e il Dolore, quindi veramente per Possagno un anno fenomenale. Il 21 luglio sarà invece in scena, sempre al Tempio Canoviano, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, diretta dal maestro Ernest Oetzel, con musiche di Brahms e Tchaikovsky. Insomma, grande scultura, grande pittura, grande musica, grande arte, aspettando la data clou delle celebrazioni canoviane, il 13 ottobre 2022, giorno in cui 200 anni fa l'artista si spense. Vedo veramente nella mia cittadinanza un orgoglio enorme di poter celebrare nel modo migliore il suo più grande concittadino. Adesso a Belluno. I temi del Covid in apertura per la cronaca del bellunese. Dopo il via libera di ieri da parte della Regione, l'ULSS 1 Dolomiti ha immediatamente individuato le modalità operative per la vaccinazione degli over 60. Da oggi è quindi prenotabile online la seconda dose booster, la cosiddetta quarta dose del vaccino anti-Covid, accedendo al link che vedete vaccinicovid.regione.veneto.it/ULSS1. Nel comunicarlo, l'ULSS Dolomiti fa presente che possono prenotarsi le persone di 60 anni e più per le quali sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo. La quarta dose è indicata anche per le persone di 12 anni e più con elevata fragilità. Sul sito dell'ULSS 1 Dolomiti ci sono tutte le indicazioni. Per i prossimi giorni sono state attivate sedute nei drive-in di Tai di Cadore, Belluno San Gervasio, Agordo e al centro prelievi di Feltre. Sulla base dell'andamento delle prenotazioni potranno essere programmate ulteriori sedute vaccinali. Così dunque sul fronte sanitario. Ritorniamo a parlare della tragedia in Marmolada. Sono stati dimessi oggi pomeriggio 2 dei 4 feriti veneti ricoverati all'ospedale Santa Chiara di Trento. Gli altri 2 sarebbero in fase di miglioramento. Intanto anche oggi nuove ricognizioni sul luogo della strage del 3 luglio, dove le ricerche di reperti, e ne sono affiorati anche in queste ore, durerà almeno altri 10 giorni. Marmolada e Montagna che sono aperte, ribadisce però l'assessore regionale alla protezione civile Bottacin, per il quale si è creato un cortocircuito comunicativo. Quando succedono le tragedie poi si assiste alla fila di persone che si recano nel punto in cui è accaduta la tragedia per curiosare. Questa è una cosa veramente disgustosa. Purtroppo comunicativamente è stato ricordato che quell'area è preclusa a queste persone e quindi il messaggio è passato un po' a tutti. In realtà l'area dove si stanno facendo le ricerche e i soccorsi ovviamente è preclusa e questo è normale, però tutto il resto è aperto, soprattutto il versante veneto è totalmente aperto, fruibile, la Marmolada, ma come tutto il resto della montagna. È un vero e proprio cortocircuito comunicativo quello che in questi giorni sta interessando la Marmolada e i suoi dintorni, con gli albergatori della zona che denunciano disdette. Proprio per questo l'assessore regionale alla protezione civile, il bellunese Giampaolo Bottacin, vuole fare chiarezza. La montagna, Marmolada compresa, è aperta. A essere chiusa quindi è la zona del disastro, dove proseguono le ricognizioni per recuperare tutti i resti e consentire alla Procura di Trento di dare almeno il via libera alla sepoltura delle 11 vittime recuperate e identificate. Da domenica è in corso la cosiddetta seconda fase. Si procede alla ricerca di eventuali altri reperti nella zona in cui è avvenuta la tragedia utilizzando i droni.
Dopodiché, se per caso i droni individuano altri possibili reperti, ogni 3 giorni viene fatto un intervento via terra con delle modalità molto rapide, utilizzando anche le unità cinofile per il recupero di questi eventuali reperti che si dovessero trovare attraverso i droni. Si va dunque avanti, ribadisce Botaccin, che torna anche su un'altra questione, quella della prevedibilità dell'evento, che al momento sembra essere esclusa anche dagli stessi inquirenti. Era un fatto imprevedibile, lo dicono tecnici ben più autorevoli di me, non mi risulta che ci siano le competenze per poter prevedere questo tipo di stacchi. Questo non significa che si vuole chiudere tutta la montagna, anzi la montagna deve essere fruita. Per chi ha passione della montagna, io sono montanaro, quindi invito tutti a venire in montagna. La montagna va trattata con il massimo rispetto, perché la montagna presenta dei rischi intrinseci e quindi bisogna cercare di esporsi il meno possibile a questi rischi. Intanto è partita questa mattina da Cittadella una raccolta fondi per i figli di Davide Miotti ed Erika Campagnaro, la coppia morta proprio sulla Marmolada. Questi i particolari dell'iniziativa. Davide Miotti ed Erika Campagnaro non ce l'hanno fatta. I loro corpi sono stati recuperati sotto la valanga di ghiaccio e terra sulla Marmolada, ma ora ci sono i 2 figli a cui pensare, giovani e bisognosi di sostegno psicologico e, perché no, economico. Scatta così la gara di solidarietà per i giovani fratelli Miotti. Il padre Davide gestiva a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, punto di riferimento per l'Alta Padovana per gli appassionati di montagna. Ora i ragazzi hanno bisogno di vivere e studiare senza l'angoscia dei soldi, e dal CAI di Castelfranco, seguito subito da quello di Cittadella e dal comune di Cittadella, parte una raccolta fondi. Un sito, Rete del Dono, riceverà le donazioni, le prime già arrivate dal CAI di Cittadella e Castelfranco, le altre seguiranno. L'obiettivo è raggiungere i 50.000 euro. Il primo pensiero appunto è andato: e adesso i ragazzi cosa succede? Cosa possiamo fare? Cosa non possiamo fare? L'obiettivo è sempre quello di dare un supporto quantomeno economico, quello che si riesce a fare. So che si sono attivati anche per un supporto di tipo psicologico, che penso al momento possa essere quasi più importante di quello economico, insomma, per i figli. Rimangono però 2 ragazzi, rimane la famiglia di Erika e Davide, e noi come comunità abbiamo il compito, se non addirittura l'obbligo, di essere a fianco di questi ragazzi. Quindi l'idea che nasce è dalla prima iniziativa, mi auguro che poi ne seguiranno altre. Il dolore della famiglia è ancora fortissimo, aiutare i nipoti è la priorità assoluta per il fratello di Davide e la sorella di Erika. Chiedo a tutte le persone interessate a seguirci ed aiutarci di concentrarsi su questa raccolta di fondi, perché è la cosa più concreta che possiamo fare per i figli di mio fratello. Di cosa avranno bisogno questi ragazzi? Di supporto delle famiglie e di superare questo trauma che ci riguarda tutti, e soprattutto di riuscire a fare un funerale con i genitori. Sono molto commosso perché hanno parlato di un fratello, quindi non ero solo io il fratello, ci sono altri fratelli. Per noi è doveroso, e lo facciamo col cuore, il ringraziamento al CAI di Castelfranco per aver avviato questa iniziativa che finalmente mette al centro i nostri nipoti per dar loro un aiuto e un sostegno concreto. È comunque confortante per noi sapere che loro non debbano in modo assoluto preoccuparsi per la questione economica. Serve tempo, solo il tempo potrà dare un aiuto a questo. Purtroppo non ci sono novità sui funerali. C'è grande attesa per il via libera da parte delle autorità per organizzare l'ultimo saluto a Davide ed Erika, che al momento non ha una data certa. E questo ovviamente vale anche per le altre 9 vittime della Marmolada. E parliamo adesso di Olimpiadi 2026, perché oggi a Roma c'è stato un nuovo incontro con i governatori di Veneto, Lombardia e il Premier Mario Draghi. Nel corso del vertice i presidenti Fontana e Zaia hanno chiesto al governo di entrare formalmente nella fondazione che si occupa dell'organizzazione dell'evento. Dal Presidente del Consiglio è arrivata una disponibilità
disponibilità di Massima. Di incontro positivo ha parlato Zaia. Oltre all'aspetto finanziario, qui il tema centrale è l'operatività. Le parole del governatore: in una partita così importante che darà visibilità internazionale al paese, intercetterà almeno 3,5 miliardi di persone nel mondo, trovo corretto che il governo sia presente nella governance. Così dunque il presidente Zaia in vista delle Olimpiadi 2026 e di questa richiesta formalizzata al governo. Già il governo, bisognerà capire cosa succederà però nelle prossime ore. Non ho particolari aggiornamenti da Treviso e Belluno, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. Torna l'anticiclone africano, un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e penisola iberica si espanderà verso l'Italia. In arrivo un'intensa ondata di caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giovedì 14 luglio al mattino cielo a tratti nuvoloso con temporanei addensamenti. A seguire ampi spazi di sereno, precipitazioni assenti salvo possibili acquazzoni in montagna. Impennata delle temperature, le minime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 35 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso nuvolosità più consistente durante la mattinata e tenderà poi a diminuire nel pomeriggio quando sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime sui 20-26 gradi, massime intorno ai 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente formazione di cumuli, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.